E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Ben ritrovati dal Veneto, l'ospite che vedete seduto accanto a me è Fernando Zillio, presidente dell'Ascom di Padova, con cui andremo presto a parlare di temi economici. Insomma, che cosa vi aspettavate di trovare al Viminale? No, beh, questo assolutamente no. Beh, innanzitutto rappresento un'associazione importante a Padova per il commercio, abbiamo 11.000 associati e tutti associati arrabbiati, stanchi di questa, come dire, politica che sembrava fosse amica ma che sui fatti poi vediamo essere profondamente nemica, perché non vedo differenza tra le politiche fatte da Bersani Visco e quelle fatte da Tremonti, in modo particolare nell'ultima finanziaria, dove un'altra volta per risolvere i problemi di tutti ha aumentato l'IVA. Ricordiamo che lei è della Confcommercio, Confcommercio, dico, sì, non è della CGIL, no? No, assolutamente no. Ma guardi, noi qua in questo paese dobbiamo innanzitutto smetterla di fare i Bartali e Coppi in ogni occasione o i Mazzola e Rivera, perché poi questi in questa operazione di divisione fanno i cavoli loro e continuano a mangiare sulle nostre spalle, perché questa è la verità. Questo intende dire i politici? Politica, sì. Perché vediamo che i tagli non sono stati fatti, hanno litigato, come vede, per giornate intere mettendo i mercati in grave difficoltà e mettendo l'Italia in grave difficoltà, sono riusciti alla fine a aumentare solo l'IVA. L'IVA vuol dire accontentare tutti, nel senso che fai arrabbiare tutti ma non perde voti. E quindi questi signori hanno fatto l'operazione che non dovevano fare. Non ci sono tagli strutturali alla casta, non ci sono ristrutturazioni nei confronti del sistema politica, ci sono solo pesanti, come dire, costi a carico dei cittadini e di tutto il sistema delle piccole e medie imprese. Conte dice delle cose sbagliate perché il Ministero, io sono amico di Conte, lo stimo come persona, ma capisco le loro difficoltà in questo momento. Quindi non dice una cosa vera. Non abbiamo visto Calderoli ha fatto una telefonata obbligatoria da Roma rassicurandoci tra l'altro che non avrebbe aumentato l'IVA, si sarebbe impegnato a non aumentare l'IVA, cosa che poi non è avvenuta. E non abbiamo trovato uno staff del Ministero perché il Ministero era chiuso di fatto, l'hanno aperto per noi perché altrimenti sarebbe stata per loro ancora peggio. Non c'era neanche campanello, non c'era un computer, non c'era assolutamente niente. Non abbiamo avuto risposte dal personale altamente preparato, come diceva Calderoli in inaugurazione, come sostiene Conte. Scusi, diciamo che Napolitano può dormire sonni tranquilli. No, è costato, secondo me, questa operazione di Padova. Dicendo che sì, è costata un'altra volta per il sistema, perché io ho la convinzione che il capo di gabinetto di Calderoli, che sarebbe stato questa persona che dice Conte che ci ha ricevuto capo di gabinetto, non una persona qualificata dal punto di vista perché io volevo qualcuno di qualificato per parlare di finanziaria, per parlare di turismo. Un'autorità politica? No, è il capo gabinetto di Calderoli, quindi attenzione, non è un funzionario ad alto livello, come diceva Calderoli, che avremmo trovato nei ministeri di Monza. Non ho trovato nessuno del Ministero delle Finanze, nessuno del turismo. Guardate che hanno applicato nel veneziano, a Venezia e a Padova, la tassa di soggiorno, applicata da un ministro di questa Repubblica che si chiama Brambilla, che nasce da Confcommercio, che ha fatto le battaglie contro Visco e Bersani, le ha fatte con noi Ascom Padova, che abbiamo fatto le stesse cose a Roma, insieme con lei, adesso ha tradito tutto, perché nel momento in cui la Brambilla fa applicare in modo scorretto la tassa di soggiorno, la possono applicare solo i comuni capoluogo e tutti gli alberghi che sono nella cintura, quelli sono esclusi. Quindi una grave disparità tra albergatori. Quindi io dico che questo governo non c'è amico. C'è un altro tema che chiaramente sta a cuore, è anche quello poi delle aperture, diciamo, commerciali, del fatto che ci siano poi dei centri commerciali che proliferano. Questa sembra sia stata in qualche modo superata. Questo non fa in qualche modo parte anche del mercato. Certo, no, guardi, le regole sono fondamentali. Se noi abbattiamo le regole non c'è più, come dire, possibilità di partire tutti dalla stessa griglia di partenza. Oggi abbiamo realtà in questo paese che si stanno costruendo, che sono un danno economico spaventoso per il sistema, che sono tutte quelle Chinatown che stanno nascendo nel nostro territorio, in modo particolare nel Veneto, delle aree nelle città che sono gestite da extracomunitari fuori di tutte le regole, là non si porta a casa un centesimo per l'erario, ed è un danno per i commercianti corretti e onesti. Però questo governo la cosa che fa è quella di mettere uno contro l'altro.
dicendo delle bugie, perché il governo doveva eliminare gli scontrini. Gli scontrini sono come dire, una pezza giustificativa per chi fa. Ma attenzione, questo vuol dire che se uno va in un posto e gli danno lo scontrino, ha diritto di chiederlo, lo deve chiedere, lo deve fare, ma non comporta niente di negativo per le tasse, perché poi quel commerciante li studi di settore a fine anno, quindi le tasse le paga comunque. Bene, io ringrazio il Presidente Zilio, che risentiremo ovviamente molto spesso. Grazie. Io ringrazio voi per l'attenzione e vi saluto e passo